Bene, complimenti all'USL 2 Marca Trevigiana, ora voltiamo pagina, parliamo di agricoltura. Come detto, 2 servizi, welfare sociale e soprattutto Brennero. Coldiretti Veneto ha presentato nelle scorse ore il patto intergenerazionale per l'economia solidale, quale valore aggiunto per la società. Presenti per occasioni giovani, donne e senior di Coldiretti Veneto. Oggi l'agricoltura e l'azienda agricola può aprirsi ad una nuova frontiera, ovviamente con gli strumenti giuridici e anche con le dotazioni finanziarie magari necessarie, per dare una risposta a tante persone di tutti i tipi, dalle persone in carcere fino alle donne vittime di violenza, passando poi per chi ha disabilità o semplicemente famiglie o comunque fasce deboli della popolazione, che possono trovare nell'azienda agricola, come era una volta, un bacino di accoglienza sociale, un'opportunità economica e magari anche di reinserimento, quindi una valenza a 360 gradi per la valorizzazione della persona. Presentata inoltre la proposta di aggiornamento della legge regionale dell'agricoltura sociale, con cui la Regione del Veneto ha fatto da apripista a livello nazionale. Strumenti importanti e che sono molto anche apprezzati. Oggi vediamo che interventi di inserimento lavorativi, interventi rieducativi, riabilitativi all'interno delle fattorie sociali che ci sono nel nostro albo regionale in Veneto, che sono oggi 36, danno sicuramente una risposta importante a persone che possono essere persone con una disabilità di un certo tipo, persone che hanno disturbi psichici, quindi salute afferenti al comparto della salute mentale, ex detenuti, ma diventano anche dei modelli educativi. Pensiamo che all'interno di alcune di queste fattorie ci sono anche delle comunità educanti, dei micronidi, delle strutture insomma di prima infanzia, proprio anche in quest'ottica io credo di contatto con la terra, col territorio, con i prodotti locali a chilometro zero. Presentate inoltre 3 testimonianze relative a 3 casi studio del circuito delle fattorie sociali, espressioni di aziende e cooperative agricole che praticano l'accoglienza per persone fragili. È nata ancora con mia figlia, saranno circa 5-6 anni che abbiamo cominciato e lei è psicologa e abbiamo fatto un'apposita struttura dove accogliamo i ragazzi e facciamo tutti il laboratorio con loro e anche con le scuole. Noi facciamo insieme a dei ragazzi che partecipano a dei progetti di agricoltura sociale, facciamo delle attività dove questi ragazzi che sono inviati dalle ASL di competenza e fanno dei lavori tipo seminare i semi, trapiantare le piantine dopo nate e dopo fare la pulizia dei giardini e così aiutano la nostra azienda nella sistemazione e nello svolgimento delle attività.